Quest'ultimo turno del girone di andata del campionato di eccellenza Girone A vede il Dattilo favorito a tagliare per primo il nastro e diventare campione d'inferno. La compagine trapanese infatti affronta tra le mura amiche anche una Cefaledium in piena crisi. Non si dimentichi che in semifinale di Coppa Italia recentemente la squadra di Cefalù non si è presentata a San Cataldo, dando vita ad una crisi di difficile soluzione. Torno a giocare in casa il Canicattì, che affronta l'Alba Alcamo, mentre si rinnova lo scontro tra San Cataldese e Profavara al Valentino Mazzola. Da tenere sott'occhio la gara tra Mazzara e Geraci, con quest'ultima che sta scivolando lentamente dall'alta classifica. Gara nel segno dell'incertezza tra Castellammare e Cus Palermo. Infine, lo Sporting di Pallone sarà ospite dell'oratorio marinero. E concludiamo con una notizia di Acragas. Lunedì prossimo 23 dicembre alle ore 16:30 i calciatori dell'Acragas, lo staff tecnico e alcuni dirigenti faranno visita al reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per la tradizionale visita natalizia ai piccoli ospiti ricoverati per portare loro un sorriso, oltre che un sacco pieno di doni nella speranza di regalare un Natale un po' più dolce a chi non avrà la possibilità di viverlo in famiglia. I giocattoli sono stati messi a disposizione dal negozio Gruppo Pelonero di Agrigento, che il presidente dell'Acragas Giovanni Castronovo ringrazia di cuore per il nobile gesto. Ad accompagnare i giganti nella loro visita ai piccoli degenti del reparto di pediatria sarà il primario dottor Giuseppe Gramaglia e il suo staff, splendidi ed infaticabili padroni di casa che anche nel periodo natalizio continuano senza sosta ad accudire i giovanissimi pazienti. Anche nel torneo di promozione Girone A si gioca l'ultima gara di andata, con le agrigentine in lotta per la prima posizione. Casteltermine ed Unitas Sciacca vanno avanti a son di vittorie ed il distacco è sempre di appena un punto. Un campionato incerto ed esaltante che sta mobilitando le tifoserie di entrambi i club che pregustano un girone di ritorno all'insegna del duello a distanza. In questo turno c'è incertezza per chi taglierà per primo il traguardo e diventare campione d'inferno. Il Casteltermine sarà di scena all'Ascari contro una squadra ostica e dura a morire, mentre l'Unitas Sciacca giocherà in casa con il Città di Casteldaccia. A Raffadali, infine, campo neutro, è in programma un derby tutto agrigentino, Empedoclina Gattopardo, gara dall'esito incerto che richiamerà i tifosi di entrambe le fazioni sugli spalti. Infine l'agrigentina Camarat ospiterà il Villabate. Obiettivo: vittoria per risalire la china.